incredibile, veramente il virus tra gennaio e dicembre ha veramente lasciato delle cicatrici profonde nella nostra comunità. È profondamente colpito, come tutta la comunità che amministra, il sindaco di Mira Marco Dori. Anche nel suo comune, come oramai tristemente ovunque, il coronavirus ha mietuto vittime. Ma è il caso della famiglia Busso, dove nel giro di pochi giorni hanno perso la vita Ivan, di appena 42 anni, che lascia la moglie e una bambina piccola, sua mamma Gina, mancata nel giorno del funerale del figlio, suo padre Gianni ed una zia, ha scioccato tutti. Dopo il funerale di Ivan, la chiesa di Sant'Ilario a Malcontenta celebrerà a distanza di pochi giorni anche il funerale dei suoi genitori. Quello della mamma era stato fissato il 21 gennaio, ma è stato spostato al 26. Gianni e Gina avranno un funerale unico, cui l'amministrazione comunale parteciperà in veste ufficiale. È un momento appunto in cui è necessario far sentire anche la propria presenza per la famiglia e anche per la comunità di Malcontenta, che è una comunità che sappiamo essere divisa tra Mira e Venezia, però nei momenti così difficili, come è stato fatto per il precedente funerale, io credo che è giusto che entrambe le amministrazioni siano presenti appunto per dimostrare che anche se c'è un fiume che ci divide, in realtà siamo la stessa cosa. La tragedia di Mira, una famiglia quasi interamente colpita dal Covid, apre una delle tante ferite di una pandemia terribile, una ferita profondissima, probabilmente impossibile da rimarginare. È veramente una situazione drammatica, difficilissima, nessuno di noi poteva pensare a un esito così drammatico. Ovviamente l'amministrazione è sempre stata presente in situazioni come queste, così complicate, quindi noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte, anche se sappiamo che quello che è successo non può essere superato e non c'è la possibilità di tornare indietro.